Altra giornata di campionato, altro sabato di spettacolo, questo è quello che ci aspettiamo. Quest'oggi qui al Barranco di Vigasio, i campioni d'inverno del Punto Inox Vigasio sembrano sempre più in forma. Dopo lo scorso successo in casa del TME 88, oggi hanno sulla carta un incontro abbastanza facile, però sappiamo benissimo che insomma le bocce sono rotonde, quindi il campo sarà quello che poi ci riserverà la sorpresa finale. Sfideranno quest'oggi la Confer Metal Marche. I marchigiani hanno per il momento una posizione di classifica non troppo favorevole e quindi sicuramente, come ho pronosticato, sulla carta sembra un incontro già scontato, però non sarà proprio così. Quindi ora piccolo spazio alla regia per il primo break pubblicitario, poi ci ritroveremo qui in diretta per la presentazione delle due squadre ufficiali. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.
Benvenuto a tutti, vuol dare il nostro pensiero
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Ed eccoci rientrati dal barranco di Vigasio. Allora, come avevo anticipato nella mia diciamo introduzione, questa 11ª giornata, oggi Punto Inox Vigasio contro Confermetal Marche. Si stanno già preparando, diciamo, le due squadre, hanno già effettuato due tiri di prova. Noi rimarremo concentrati sulla corsia numero 2, dove si gioca la formazione eterna. Primo turno per la squadra ospite, vede schierata in campo con Paolucci Davide. Seguono i due giovani Michele Magnaterra e Gabriele Marinelli. Per quanto riguarda invece la formazione del Vigasio Villafranca, risponde con Gaetano Miloro, Gianluca Monaldi e Giacomo Lorenzini. Finalmente, insomma, anche il pubblico di casa può vedere giocare da titolare Giacomo Lorenzini. Finora in casa non è mai entrato, diciamo, dal primo minuto di gioco. Per quanto riguarda invece la formazione individuale, il primo turno la Confermetal Marche schiera Sabatini Marco, e per la Vigasio Villafranca schiera in campo Alfonso Nanni. È già iniziato il match della corsia numero 2 con il primo accosto di Davide Paolucci, che parte subito molto bene. Un buon accosto ravvicinato costringe subito la bocciata Gaetano Miloro, che prende perfettamente la boccia del punto. Le due bocce avanzano, diciamo, alla tavola di fondo. Arbitro di partita Gaetano Benzoni, l'altro arbitro di partita che sta arbitrando la corsia numero 1 è il giovane Lorenzini Davide. Direttore di questo incontro è Lasagni Marco. Quindi secondo accosto per Davide Paolucci, che sembra aver preso molto bene le misure su questa superficie di gioco. Costringe di nuovo la bocciata Gaetano Miloro. Colpisce Gaetano. Attenzione, perché si smuovono un po' di bocce alle tavole di fondo. Dovrebbero essere 2 punti a favore della Confermetal Marche. Infatti vedete che ha già giocato la sua prima boccia in accosto anche Gianluca Monaldi. Sembra ben tirata in direzione del pallino. Si ferma a una ventina di centimetri prima del boccino e va alla bocciata Gabriele Marinelli. Colpisce anche lui. Quindi finora un avvio perfetto da entrambe le formazioni. Si può anche intuire, perché le bocce sono tutte quante sulla testata di fondo, quindi ci sono stati molti accosti ravvicinati e tutte le bocciate, insomma, colpite. Gianluca Monaldi, attenzione, perché piazza un'ottima boccia in accosto, appiccica la propria boccia al pallino, stacca davvero 2 centimetri, poco più. Di nuovo Gabriele Marinelli colpisce, attenzione, perché il pallino si smuove, sta andando nella direzione delle bocce del Vigasio Villafranca. Non abbiamo visto la dichiarazione dell'arbitro, ma sono 2 punti
alle tavole di fondo a favore della Vigasio Villafranca. Ora c'è un breve consulto con Michele Magnaterra e la propria formazione. Chiama subito l'intervento del suo CT Carlo Serrani. Quindi subito chiamato il primo time out in questa prima tornata. Una classifica dove vede al comando sempre la Punto Inox Vigasio con 24 punti, segue la Giorgione Trevillese con 20 punti, Possaccio a 17, MP Filtri Caccialanza 17, TM 88 15 punti, Faravolo Boutique 14, Nova Inox Mosciano 10 punti al pari con Bovile Marino, Cibili Flaminio Roma a 9 punti e chiude proprio Confer Metal Marche con 6 punti. Vediamo anche la giornata che si sta disputando oggi, poi magari al termine del primo tempo proveremo a dare anche qualche aggiornamento live se ci arriveranno notifiche. Intanto seguiamo la bocciata di Michele Magnaterra e poi daremo uno sguardo insomma alla giornata che si giocherà sugli altri campi. Ma intanto gustiamoci questo tiro di Michele, giovane talento marchigiano che ha colpito la propria boccia dichiarata. Tiro da biliardo perché conquista un punto sicuro, il secondo e terzo un attimo da valutare. L'arbitro ha dichiarato un punto solo ed ora tocca al soprannominato ghiaccio bollente Giacomo Lorenzini effettuare anche per lui la sua prima bocciata della giornata. Ha colpito dalla parte buona, mette a terra un punto. Diciamo che le aspettative, visto la prima tornata, sono ottime per quanto riguarda lo spettacolo che ci offriranno questi protagonisti in campo. Tanto altro consulto e ora Michele Magnaterra dovrebbe giocare per l'accosto, infatti è proprio così, attraversa tutta la corsia di gioco. Gioca molto bene il suo accosto Michele Magnaterra. Vedete, la boccia è sola rispetto al pallino. Forse c'è anche il rischio di scaricarlo questo pallino. Vedremo insomma come deciderà di affrontare questa bocciata Giacomo Lorenzini. Vedete, molto concentrato. Va al tiro Giacomo, c'è l'errore però. Quindi raccoglie il primo punto la Confer Metal Marche e ora Davide Paolucci vedremo dove andrà a impostare il gioco. Per il momento il grande assente della giornata è Formicone Gianluca. Non abbiamo notizie in merito per la sua scelta, insomma per la scelta del CT Massimo Nicolini di tenerlo in panchina. Non sappiamo se ha qualche acciacco fisico o se è soltanto una strategia anche per lasciare spazio a un giocatore come Giacomo Lorenzini, ma magari questo lo potremo scoprire dopo nelle interviste del post incontro. Intanto Davide gioca molto bene la sua boccia in accosto. Di nuovo chiamato la bocciata Gaetano Miloro. La boccia, se non ho visto male, doppia con il pallino. Ha colpito intanto Gaetano. Attenzione perché un rimpallo favorisce un attimo
il punto inox Vigasio, quindi di nuovo Davide Paolucci. Davide Paolucci gioca la sua ultima boccia a disposizione. Davvero un ottimo giocatore, Davide Paolucci. Proprio boccia è doppia sul pallino. Va al tiro Gaetano Miloro. Forse la boccia è proprio pari pari con il pallino. Infatti ha colpito perfettamente senza scaricare il pallino stesso. E quindi di nuovo punto a favore del punto inox Vigasio. Ora Michele Magnaterra già la boccia in mano, si attende la bocciata sul campo a fianco di Alfonso Nanni. Michele Magnaterra intanto si posiziona al centro della corsia. Rilascia ora la sua prima boccia delle due che ha a disposizione. Attenzione perché forse la forza è anche buona, però ha preso una leggera piega verso sinistra. Riesce comunque a conquistare il punto Michele Magnaterra, lascia una cinquantina di centimetri abbondanti di spazio a Monaldi Gianluca, che non ci pensa due volte, più o meno cerca di copiare la stessa strada del marchigiano Michele Magnaterra, a costo però di Gianluca molto corto, quindi non conquista il punto. Intanto provano a consultarsi il team Scaligero anche con la propria panchina, cercano un po' insomma il conforto anche della panchina stessa. E adesso ultima boccia in mano per Gianluca Monaldi. Abbiamo la visuale impattata, ha fatto davvero la barba alla boccia corta della Coffer Metal Marche. Ha comunque conquistato il punto Gianluca, ha voluto giocarla un po' con il brivido. Adesso Gabriele, dato il tiro, c'è però il liscio su questa bocciata. Ci riprova Marinelli, questa volta la porta avanti quel tanto che basta, colpisce dalla parte buona. Abbiamo il replay della bocciata di Gabriele. Da questa inquadratura si nota molto bene, colpita proprio pari pari. Ed ora è il turno di Giacomo Lorenzini, che dovrebbe andare al tiro sulla boccia del punto. Vedete, era proprio lì sul laterale sinistro della corsia numero 2. Ha colpito Giacomo, ma troppo preciso con questo tiro. Ora ci riprova, cercherà di prenderla sul lato sinistro per farla fuoriuscire. Vediamo se ci riesce. Eccolo lì, ci è passato davvero un soffio Giacomo Lorenzini, quindi rimane ancora punto a terra per la formazione marchigiana. Tanto dà qualche consiglio Davide Paolucci a Michele Magnaterra, che tagliando tutta la corsia di gioco proverà a inserire il secondo punto. Non c'è riuscito però, quindi un solo punto conquistato sempre dalla Confer Metal Marche, che va sul parziale di 2-0.
imposta il pallino 1 metro dopo la linea della Chito, sempre Davide Paolucci che taglia tutta la corsia di gioco, classico stile di Davide Paolucci che appoggia la propria boccia al piede d'appoggio, poi la rilascia. Forse questa volta lascia un po' di spazio alla formazione del Vigasio Villafranca. Comunque un avvio molto buono quello di Davide Paolucci. Prova la risposta Gianluca Monaldi, tagliando il campo dalla parte opposta. Bene giocata la boccia di Gianluca. Arriva ora nei pressi del pallino, forse anche Bersaglio con il pallino stesso. Vedete che l'arbitro misura i 13 cm per stabilire se è solo o doppia. Servirà una misura un po' più accurata. La boccia è sola. Da questa prospettiva si può anche notare che non è proprio un tiro facile quello che andrà ad affrontare Gabriele Marinelli. Infatti decide di andare al tiro di volo, quindi prima bocciata di volo per il giovane marchigiano. Alzata buona, solo un filino storta. Vediamo se ritenterà il tiro di volo. Forse tanto si consultano tra di loro, forse riproveranno la bocciata, anche perché non vedo molte soluzioni. Sono andati al tiro sul pallino. Errore, quindi doppio errore per Gabriele Marinelli. Ed ora Davide Paolucci proverà a rimediare sugli errori dei propri compagni, non gli riesce. Questo costo leggermente lungo. Adesso può un po' respirare la formazione del Vigasio Villafranca, che è partita con un attimo di affanno, anche se il punteggio è molto ristretto. Invece dobbiamo segnalare che conduce per 4-1 Marco Sabatini su Alfonso Nanni, sul primo set individuale che si sta giocando la corsia numero 1. Va di nuovo al tiro sul pallino Michele Magnaterra. Concentrazione da parte di Michele, lo colpisce anche la propria boccia dietro al pallino, realizza così 2 punti. Abbiamo il replay del tiro sul pallino, avete visto anche la carambola sulla propria boccia. Gli gioca un punto stretto alle tavole di fondo e uno abbastanza largo, quindi costringe al tiro Gaetano Miloro, che però colpisce troppo piena la boccia del punto. Rimane un solo punto per la formazione del Confermetal Marche. Hanno ancora molte bocce a disposizione i portacolori scaligeri. Ci riprova Gaetano Miloro, altra bocciata sul punto, questa volta colpisce, il pallino però rimbalza all'indietro. Ci sono 2 punti conquistati dal punto inox Vigasio. E adesso ultima boccia in mano per Michele Magnaterra, che sistema un attimo la corsia di gioco prima di rilasciare la sua ultima boccia. Concentrazione da parte di Michele.
adesso gioca la sua ultima boccia. Sembra che l'abbia giocata diritta per diritta, direzione del pallino. Forza forse un po' abbondante, però vedete che trova un pizzico di pallino, la fa rallentare quel tanto che basta. Ha realizzato un accosto di una trentina di centimetri. Giacomo Lorenzini ha a disposizione 2 colpi per lui, ma esegue perfettamente il tiro con la sua prima boccia. Attenzione, perché forse le tavole di fondo fanno fuoriuscire anche la boccia del punto inox Vigasio. Non vorrei che fossero già 3 punti. Forse l'arbitro sta misurando proprio questo. Tanto con molto fair play non fanno neanche giocare le bocce, le altre bocce che hanno in mano. Quindi ora dobbiamo attendere se sono 4 o 5 punti. Servirà la corda metrica. Fra poco vedrete inquadrato dai nostri teleschermi Marco Lasagni, direttore di questa 11ª giornata. Tanto finché c'è questa misurazione diamo uno sguardo alla giornata di oggi. Intanto 5 punti conquistati dalla Vigasio Villafranca. Giornata odierna vede in scena Boville Marino contro Flaminio, Faravolo Boutique contro Nova Inox Mosciano, Giorgione Trevillese contro MP Filtri Caccialanza, altro bel match nella parte alta della classifica. Segue Possaccio contro TME 88, anche questo è un altro big match della giornata, e chiude Punto Inox Vigasio con Coffer Metal Marche. Ritorniamo in cronaca, dove ci sono stati i primi 5 punti da parte della Vigasio Villafranca, che quindi dà subito una buona scossa al tabellino, si porta sul 5-2. Vedete che ha un po' impostato il pallino Gianluca Monaldi verso l'ultimo riquadro della corsia di gioco. Piazza la sua prima boccia a una ventina di centimetri e adesso prova la risposta Davide Paolucci, che fino a questo punto è stato impeccabile. Solo nella tornata precedente ha fallito, diciamo, qualche accosto, o meglio, insomma, ha giocato le prime 2 bocce abbastanza larghe. Tanto applausi per Alfonso Nanni, che sta subendo 4 punti a 1, ma abbiamo visto un Alfonso Nanni quest'anno in magnifica forma e lo sta dimostrando anche quest'oggi, anche se per il momento si trova sotto di 4 punti a 1, non si sta risparmiando nessun colpo. Altra bella bocciata da parte di Gaetano Miloro, che difende la boccia del proprio compagno di squadra Gianluca Monaldi, e di nuovo Davide Paolucci. Vedete che prima di giocare la propria boccia la appoggia sul piede sinistro e poi la rilascia. Altro buon accosto quello di Davide Paolucci. Piazza la sua ultima boccia per questa tornata sola a fianco del pallino, sarà circa 20 cm, poco più. Intanto viene alla visione del gioco la formazione scalisera, anzi no, ha chiamato il tempo, quindi entra mister Nicolini Massimo, che sicuramente nel post partita avremo l'occasione, insomma, di sentire le sue parole anche sulla scelta di schierare subito l'ex capitano Lorenzini Giacomo della Vigasio Villafranca al posto, insomma, di Gianluca Formicone, che magari lo vedremo in scena nelle coppie. Tanto inquadrati 2 giovani della Confer Metal Marche, 2 anche compagni di squadra, almeno fino a qualche anno fa giocavano assieme, se non vado errato, Michele Magnaterra e Gabriele Marinelli. Tanto accorcia la distanza sul campo numero 1 Alfonso Nanni, si va sul 3-4.
Adesso scopriremo quale sarà stata questa decisione da parte del CT Massimo Nicolini. Va sicuramente in bocciata Gaetano Miloro. Forse ha dichiarato la boccia del punto, pensavo andasse sul pallino, ma obiettivamente ha poco senso il tiro sul pallino. Colpito Gaetano, però vedete che è un rimpallo favorisce la Confer Metal Marche, che difende ora un punto di 60 cm dopo il pallino. E ora Monaldi Gianluca, ultima boccia in mano per lui, riconquista molto bene il punto. La boccia è doppia con il pallino, attenzione perché potrebbe far gola il pallino alla propria boccia alla formazione marchigiana, vedremo se sarà così. No, è andato convinto sulla boccia del punto. Attenzione perché la tavola di fondo fa fuoriuscire un'altra boccia della formazione marchigiana. Quindi per il momento 2 punti parziali a terra e Giacomo Lorenzini ha ancora 2 bocce da giocarsi in questa tornata, che potrebbe anche essere decisiva per l'andamento di questo primo set. Forse Giacomo Lorenzini è un po' corto con questa sua boccia in accosto, però vediamo che sta ancora girando. Si è fermata però molto in fretta la boccia di Giacomo Lorenzini, infatti vedete la misurazione dell'arbitro. Il punto rimane quindi prima e Giacomo Lorenzini ha l'ultima boccia in mano per lui. Cerca di posizionarsi sempre al centro della corsia, diritta per diritta. Questa volta la spinta, quel tanto che basta, e gioca una boccia doppia con il pallino. Vedete che la visuale non è delle migliori per andare alla bocciata. Vedremo se Gabriele alzerà un po' la parabola su questo tiro. Va al tiro Gabriele, infatti è proprio così. L'ha portata avanti molto bene, applausi meritati per il giovane di Castelfidardo. Ora c'è abbastanza spazio anche per Michele Magnaterra di portarsi a casa i 2 punti. Vediamo se li riesce. 2 bocce intanto in mano per Michele. Abbiamo un attimo la visuale impallata dagli atleti della Vigaso Villafranca, ma vedete che ci sono i 2 punti portati a casa e quindi accorcia molto bene la distanza. 5-4 per il momento. Potrebbe anche portarsi in parità Michele Magnaterra con la sua ultima boccia in accosto. Vediamo se sarà così. Da come l'ha rilasciata mi sembra ben giocata. Infatti sono 3 punti. Avete visto che non hanno neanche aspettato che la boccia si fermasse, quindi tutto in parità in questo primo set di terna. Diciamo che per quanto riguarda lo spettacolo sicuramente non ci hanno smentite i protagonisti in campo, anche se uno magari a primo impatto dava un'occhiata alla classifica della giornata odierna e poteva magari dire che era un incontro senza storia. Io ero quasi convinto, insomma, che non fosse proprio così, anche perché ci sono, diciamo, molti atleti in campo che dal mio punto di vista hanno fatto la propria storia nelle bocce, e in particolare ne vediamo 2 in panchina per il Castelfidardo. Si tratta di Marco Caimmi e Daniele Ombrosi, che sono altri 2 protagonisti che insomma nel mondo delle bocce hanno detto la propria. Intanto il brusio che si sente forse per una bocciata
andata male da parte di Alfonso Nanni, però non avevamo l'inquadratura su questo campo e sinceramente non ho neanche ben capito cosa sia successo. Fatto sta che Marco Sabatini continua il suo percorso, si porta sul 5-3. Tanto altro buon accosto di Davide Paolucci. A proposito di Davide Paolucci, al tempo del Monte Gridolfo aveva sicuramente giocato anche in formazione con Monaldi Gianluca e Gaetano Miloro ai tempi della Mulazzani, quindi sicuramente sono giocatori che si conoscono molto bene. Allora intanto forse c'è una contestazione su queste due bocce alla tavola di fondo. Vedete che Marco Lasagni sta misurando insieme con Gaetano Benzoni. Infatti c'è stato un errore da parte di Gaetano Benzoni, che giustamente consegna la boccia a Gianluca Monaldi. Il punto era a favore, insomma, del punto inox. E ora Davide Paolucci. Davide Paolucci conquista di nuovo il punto. Siamo intorno ai 25-30 centimetri, poco più. Gianluca Monaldi aspetta la decisione da parte dei propri compagni di squadra, Gaetano e Giacomo. Nel frattempo c'è stato anche il time out sulla corsia numero 1 chiamato da Alfonso Nanni. Adesso gioca in accosto Gianluca Monaldi. Buona la sua boccia, conquista il punto. Siamo sempre nei dintorni dei 20 centimetri, poco più. E ora il giovane Gabriele Marinelli alla bocciata, tagliando tutta la corsia di gioco. Colpisce, attenzione perché smuove il pallino che avanza poco dopo l'ultimo riquadro della corsia 2 qui del Barranco di Vigasio, come lo ricordo sempre nelle mie cronache. Gianluca ora sfrutta leggermente la tavola di sinistra per avvicinarsi il più possibile al pallino e mettere in leggera difficoltà la formazione marchigiana. Questo accosto sembrava molto più largo, invece si ferma la propria boccia di Gianluca intorno ai 60-70 centimetri, poco più. E adesso Michele Magnaterra rilascia la sua prima boccia delle due a disposizione. Anche per Michele copia più o meno la stessa strada di Gianluca Monaldi. Vediamo che però ha un bel sprint la boccia di Michele, che fa lo spostamento insomma sul pallino. La boccia non è nulla perché il pallino non ha fatto più di 70 centimetri, ma c'è la regola del vantaggio di rimettere il pallino a posto, quindi punto ancora a favore della Vigasio Villafranca. Adesso deve rimediare all'errore fatto in precedenza Michele Magnaterra, vediamo se gli riesce. Forse ha cercato l'impatto sul pallino per portarsi a casa i 2 punti, ma vedete che la boccia è uguale a quella giocata prima. Quindi di nuovo comanda il gioco la formazione scaligera e adesso ha l'ultima boccia in mano Gabriele Marinelli, che
Si sta consultando con Davide Paolucci. Forse giocherà in accosto, non so se magari volevano tentare la bocciata sul pallino. Gabriele, stessa strada, copiata dai propri compagni di squadra, però Gabriele rimane forse leggermente corto, la propria boccia sta ancora girando. Comunque sia, ha messo un buon sigillo a terra e ha anche conquistato il punto con questa ultima boccia. La boccia è doppia con l'altra. E ora Gaetano Miloro in bocciata, colpito la boccia del punto, però c'è stato uno scarico sul secondo. Ora ci sono 4 punti a terra per la Confermetal Marche, ma ci sono 2 bocce da giocare ancora per Giacomo Lorenzini, quindi si potrebbe andare sul parziale di 7-5, però è un punto abbastanza insidioso anche della corsia, perché le bocce in quel punto lì non si fermano quasi mai. Avete visto anche prima quelle di Michele Magnaterra, che hanno proseguito la propria corsa di altri 50 centimetri abbondanti. Fatto sta che Giacomo riesce a portarsi a casa il primo punto, quindi ora può giocare la seconda boccia con più tranquillità, perché ha già il sigillo a terra del sesto punto. E adesso arriva il settimo, quindi 7-5, ritorna al comando l'appunto Inox Vigasio. Nel frattempo sulla corsia 1 sempre 6-3 a favore di Marco Sabatini, che sta facendo una bella battaglia con Alfonso Nanni. Magari al termine del primo set di terna ci sposteremo sul campo dell'individuale, anche per dare spazio alla visibilità di questo bel match tra Sabatini Marco e Alfonso Nanni. Gianluca imposta il pallino nell'ultimo riquadro, siamo sempre lì intorno ai 30 centimetri, poco più, anzi forse anche qualcosina meno. Gabriele Marinelli al tiro, ha colpito. Finora una buona prestazione della Confermetal Marche, che sicuramente oggi si giocherà tutte le carte a disposizione per almeno portarsi a casa un pareggio, che vorrebbe dire tanto contro una capolista che sembra inarrestabile. Per il momento la formazione di casa su 10 partite giocate, 7 vinte e 3 pari, 0 perse per la punto Inox. Invece Confermetal Marche la situazione è un po' ben diversa: 10 partite giocate, 2 vinte, 0 pareggiate e 8 perse. Però insomma questi sono solo dei dati che lasciano insomma il tempo che si trova. Davide Paolucci prova a strappare il punto a Gianluca Monaldi. Ci ha provato, forse non ci è riuscito. Tanto applausi per Alfonso Nanni, che ha conquistato il punto in maniera eccelsa sulla corsia 1. Tanto misurazione per Gaetano Benzoni. Il punto è preso per Davide Paolucci. Conquistato davvero un buon punto, perché non era facile. Boccia di Gianluca Monaldi è molto vicino al pallino. Adesso va Gaetano, colpisce, pulita la boccia del punto. Attenzione, perché ora siamo quasi nella fase decisiva di questo primo set. In caso si trova a difendere un buon punto di Gianluca Monaldi.
Di nuovo Davide Paolucci, ultima boccia per lui, vediamo se si ripete alla Costa in precedenza, però questa volta sembra leggermente corto, anche se la propria boccia sta ancora girando. E devo dire che adesso ha anche coperto un po' la visibilità sulla boccia del punto. Intanto si stanno consultando i portacolori della Confermetal Marche. Vedremo se andrà di raffa, non sappiamo se si veda molto bene la boccia di Gianluca Monaldi, però sembra di sì, perché tagliando tutta la corsia di gioco Gabriele vede un pizzico di boccia del punto ed eccola qua, colpita perfettamente, mette a terra ben 3 punti la formazione marchigiana. E adesso Giacomo Lorenzini e Gaetano Miloro dovranno riconquistare il punto. Michele Magnatara ancora 2 bocce in mano. Invece per la formazione della Vigasio Villafranca dovrebbero avere 2 bocce Giacomo Lorenzini e una boccia sola Gaetano Miloro, è proprio così. Ci prova Giacomo, non è facile conquistare il punto, perché la boccia di Davide Paolucci dista una trentina di centimetri prima del pallino, però ci prova. Ghiaccio bollente, soprannominato dal pubblico vigasiano. Sembra giocata molto bene la boccia di Giacomo, attenzione perché forse ha dato un po' troppo sponda, l'ha caricata un po' troppo sulla sponda di destra, la forza era perfetta, come perfetta è la marca di bocce che ha deciso di giocare quest'anno la Vigasio Villafranca. Ci riprova Giacomo Lorenzini. Forse anche questa volta leggermente carente di forza, però sta ancora girando. Arriva lì sulla porta, ma manca davvero poco alla conquista del punto. Tanto attenzione perché finisce il primo set in vantaggio Sabatini Marco, che vince per 8-3 contro Alfonso Nanni, quindi primo set portato a casa dalla Confermetal Marche. E ora attenzione perché i riflettori sono puntati sul primo set di terna, perché comanda sì punto Inox Vigasio, ma se qui Gaetano Miloro non riesce a conquistare il punto, ha 2 bocce a disposizione Michele Magnaterra per aggiudicarsi anche il match. Tanto chiede alla visione del gioco da vicino Michele Magnaterra, si sta consultando con Davide Paolucci. A breve si aggiornerà anche la grafica, eccola qua. Quindi primo set aggiudicato per Confermetal Marche, dove Marco Sabatini ha sconfitto per 8-3 Alfonso Nanni. E adesso ha la possibilità di chiudere anche Michele Magnaterra. Davvero dobbiamo dire insomma che lo spazio è molto ristretto, però ci può provare il giovane marchigiano. Si concentra, rilascia la prima delle 2 bocce che ha a disposizione. Attenzione perché forse è molto lunga la boccia giocata da Michele, infatti sfugge via, ha spinto troppo, forse un metro abbondante. Ultima boccia per Michele.
Vediamo se inserisce il secondo punto, potrebbe portarsi in parità la Confer Metal Mark. Attenzione, giocata di misura questa boccia, quindi si va sul 7 pari. Adesso sarà l'ultima tornata per questo primo set di terna. Primo set dove abbiamo visto pochi errori per entrambe le formazioni, forse un po' un Giacomo Lorenzini un attimo sottotono, però magari anche giocando poco in campionato può succedere di non essere al 100% della forma, però insomma gli avversari di quest'oggi per il momento non hanno forse fallito in una tornata. Per il resto del match hanno giocato molto bene le proprie carte. Vedete che Davide non molla un centimetro dal pallino. La boccia è appena fuori bersaglio, quindi 14 centimetri, 15, e va al tiro Gaetano Miloro. Anche per Gaetano pochi errori in questo primo turno. Ha colpito, forse adesso il punto è rimasto a favore del Castelfidardo, almeno da questa inquadratura io faccio arancione. Tanto forse ha un po' di sfortuna Alfonso Nanni quest'oggi, qualche rimpallo che gli gioca a sfavore. Al termine magari di questo set ci sposteremo sulla corsia numero 1. Intanto è fondamentale rimanere concentrati sulla corsia numero 2, dove c'è una misurazione in corso e il punto è arancione, quindi a favore della Confer Metal Marche. Adesso toccherà a Gianluca Monaldi prendersi il posto. Si concentra Gianluca, rilascia la sua prima boccia tagliando quasi tutta la corsia di gioco. Gioca molto bene Gianluca Monaldi. La boccia è sola, anzi no, doppia con il pallino. Di nuovo Gabriele, bocciata di sopramano per lui, ha colpito. La boccia, o meglio il punto, dovrebbe essere sempre a favore di Castelfidardo, infatti è proprio così. Di nuovo Gianluca Monaldi. Tanto saluto tutti gli spettatori che sono in collegamento con noi, per il momento 815 si stanno guardando. Vi invito sempre ad iscrivervi, per chi non l'avesse ancora fatto, al canale YouTube Avelia HD e anche ai canali social Instagram e Facebook di Avelia, per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette. Ci sarà il doppio appuntamento 24-25 aprile con la gara di Verdello, grande manifestazione organizzata dalla Mociofila Verdellese. Intanto consulto per la formazione marchigiana, che decidono con il sopramano di Marinelli provare a colpire la boccia del punto. Ci sono riusciti, comandano sempre il gioco alle tavole di fondo la Confer Metal Marche di Castelfidardo. E adesso Giacomo Lorenzini. Attenzione, perché mi sembra molto corta la boccia giocata da Giacomo, infatti lascia abbastanza spazio, anche se sta ancora girando. La boccia di Giacomo lascia una settantina di centimetri abbondanti a Davide Paolucci, che finora è impeccabile, forse ha fallito in una sola tornata, giocato magari due bocce
al di là di 70-80 centimetri. Ora conta riconquistare il punto. Vedete che esegue perfettamente, anzi forse leggermente lungo la costo di Davide, magari voleva rimanere prima del pallino. Vogliono provare l'accosto i portacolori della Punto Inox con Giacomo Lorenzini, ultima boccia per lui. Vuole a tutti i costi provare ad incastrare la propria boccia tra il pallino e quella di Davide Paolucci, e ci riesce perfettamente Giacomo Lorenzini. Attenzione, perché può aver messo il sigillo a terra in questa prima tornata, anche se ci sono altre 2 bocce a disposizione per Michele Magnaterra e una sola boccia in mano per Gaetano Miloro. Staremo un attimo a vedere. Intanto piazza 3 punti forse a terra alle tavole di fondo Alfonso Nanni. Tanto danno carta bianca i portacolori del Castelfidardo a Michele Magnaterra, dicono di giocare le ultime sue 2 bocce come meglio crede. Dovrebbe andare al tiro sul pallino, da quanto posso aver intuito, ed eccolo lì, pallino colpito, però questa volta sfortunata la Castelfidardo, perché il pallino è andato proprio dove ci sono le uniche 2 bocce della Vigasio Villafranca. E tra l'altro dobbiamo anche sottolineare che il punto è quasi coperto dalla boccia corta. Tanto Marco Sabatini non molla un colpo su Nanni Alfonso. Ricordo che al termine di questo primo set di terna andremo a gustarci il secondo set dell'individuale. Ora va al tiro su una boccia corta Michele Magnaterra, è l'unica giocata che gli rimane da fare per mantenere viva la speranza di questo primo set. C'è il liscio però per Michele. Ha perso insomma questo primo set la Castelfidardo, che si è giocata tutte le carte, quindi riparte con il secondo set per il momento sull'1 pari la Vigasio Villafranca. Ora breve spazio alla regia, ci riposiamo un attimo e poi ritorniamo in diretta sempre qui dal Barranco di Vigasio. A tra poco.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Siamo ritornati in live dal barranco di Vigasio. Ora con le telecamere siamo sulla corsia numero 1 dove Marco Sabatini sta dando un bel filo da torcere ad Alfonso Nanni. Siamo già sul secondo set, il punteggio per il momento è di 2-0 sempre a favore di Marco Sabatini, che ora però si trova a giocare la sua ultima boccia laggiù alla tavola di fondo, dove riesce a cancellare un punto importante a Nanni Alfonso. Finché eravamo in pubblicità aveva provato la bocciata sul secondo punto della Vigasio Villafranca, non c'è riuscito per un soffio Marco Sabatini nel tentativo della giocata. Adesso può pagare i 2 punti, vedremo se Alfonso Nanni inserirà la sua seconda boccia. L'ha già rilasciata, forse sembrava leggermente lunga la boccia di Alfonso Nanni, invece è perfetta, quindi pareggia i conti Alfonso Nanni, per il momento 2 pari. Tanto è già ripartito il match della terna, il secondo set anche per la terna, dove ci sono adesso, attenzione, 4 punti a terra per la Confer Metal Marche. Davvero come mi aspettavo, è un bel incontro fino a questo momento. Ora Alfonso Nanni ha impostato il pallino più o meno sulla linea della Quito. Si concentra Alfonso prima di rilasciare la sua prima boccia. Tanto applausi per Giacomo Lorenzini, che conquista un punto prezioso alle tavole di fondo. Pensate che la Confer Metal Marche aveva 4 punti a terra e ultima boccia in mano per Giacomo Lorenzini. È riuscito a portarsi a casa il punto, la punto Inox Vigasio, scusatemi anche magari il gioco di parole. Tanto colpito ancora una volta Marco Sabatini, pallino si è spostato 1 metro più o meno dopo la linea della Quito. Siamo nella zona dell'ultimo riquadro. Secondo accosto per Alfonso Nanni. Ben giocata ancora una volta la boccia di Alfonso, anche se si ferma una cinquantina di centimetri prima del pallino. Forse è invitante giocare l'accosto per Marco Sabatini, ma come vedete non la pensa come me. Attende l'accosto del proprio compagno di squadra Davide Paolucci sul campo a fianco. Adesso andrà alla bocciata di sottomano. C'è quasi un cambio di colore, quindi 2 punti messi a terra da Marco Sabatini. E adesso Alfonso Nanni, terza boccia per lui, vuole giocare di nuovo in accosto. Esegue molto bene Alfonso Nanni.
appoggia la propria boccia al pallino, che se il pallino fosse più in direzione laterale, il pallino comunque è attaccato, va al tiro Sabatini Marco, sempre di sottomano, cerca di portarla via pulita, non gli riesce questo tiro. E adesso ultima boccia in mano per Marco, che cerca qualche suggerimento dall'altro Marco Caimmi, che ho avuto anche il piacere di fare due parole prima dell'inizio del match con Marco Caimmi. Chissà se magari prossimamente sarà un candidato per lo speciale boccia appunto che va in onda tutti i giovedì. Tanto Marco Sabatini rimane leggermente corto, ha stretto comunque molto bene sul gioco. Alfonso avanza molto velocemente per dare uno sguardo alla situazione da vicino, quindi chiesta la visione del gioco da parte di Alfonso Nanni, che non so se proverà a far scaldare il pubblico del Barranco di Vigasio. Tanto inquadrato anche il giovane Lorenzini Davide, arbitro della corsia numero 1. Attenzione perché prova una bocciata spettacolare, non gli riesce però. Cercato di colpire la propria boccia con lo scarico del pallino e portarsi a casa i 4 punti Alfonso Nanni. Non gli è riuscito però questo tiro, quindi si va sul 3-2 sempre a favore di Alfonso. Provato il colpo grosso, non gli è riuscito però. Adesso imposta sempre il pallino nell'ultimo riquadro, siamo quasi nella zona dove osano le aquile, come dico sempre nelle mie cronache. Pallino spostato sul laterale sinistro. Alfonso si posiziona a 1 metro dalla tavola sinistra. Gioca la sua prima boccia in accosto con l'aiuto della tavola laterale di sinistra. Ben indirizzata, la boccia è sola rispetto al pallino. Attenzione perché forse ho parlato un po' troppo in fretta, infatti è doppia con il pallino. E Marco Sabatini va al tiro sempre di sottomano, colpito il pallino in pieno, quindi c'è la regola del vantaggio perché aveva dichiarato la boccia. Quindi pezzo dichiarato, non si è mosso, tutto da rifare per l'atleta di Castelfidardo. Chiede com'è posizionata rispetto al pallino la boccia di Alfonso Nanni. Adesso Marco Sabatini è costretto a giocare in accosto. Vediamo che anche Marco sfrutta la tavola di sinistra. Forse rimane molto corto però rispetto al pallino, infatti è proprio così. Mancano 1 metro. 1 metro abbondante manca per Marco Sabatini. Vedremo se riproverà. Infatti ci riprova con l'accosto. Forse questa volta ha tagliato un po' meno la corsia di gioco. Comunque vedete che indirizza sempre la propria boccia sulla sponda laterale di sinistra. Questa volta è migliore della precedente, però non riesce alla conquista del punto. Attenzione perché ci sono sempre 3 bocce in mano per Alfonso Nanni. Non ho ben chiara la prospettiva del pallino
per Alfonso, ma forse sta valutando proprio questa, eccola qua, da questa inquadratura si nota che si vede un bel mezzo di pallino, forse è anche per questo che ora Marco Sabatini va a coprire la tavola di fondo. E adesso vedremo che cosa ci riserverà Alfonso Nanni con 3 bocce in mano, punto a terra. Staremo un po' a vedere cosa si inventa Alfonso, che fino a questo punto sta giocando una stagione impeccabile. Tanto ha chiesto un intervento del CT Massimo Nicolini. Nel frattempo Marco Sabatini ha chiesto di uscire un attimo dal terreno di gioco. Vedremo cosa ci riserverà dopo questo time out Alfonso. Secondo punto, gioca molto ravvicinato, infatti va al tiro sul secondo. Quindi secondo punto ha dichiarato Alfonso Nanni. Ha colpito perfettamente Alfonso dove andava colpito. Abbiamo il replay della bocciata, colpito pulita, o meglio pulito il secondo punto. E adesso gioca la terza boccia Alfonso Nanni, quindi possibilità di portarsi a casa i 6 punti virtuali che lo vedrebbero addirittura di traguardo per il pareggio dei match del singolo. Primo set dell'individuale vinto, lo ricordo, da Marco Sabatini per 8-3, e ora Alfonso Nanni prende un leggero vantaggio, 6-2 per il momento. Sicuramente imposterà sempre il pallino nell'ultimo riquadro. Intanto ci tengo a salutare anche gli amici della VIP Credaro che sono giunti qui a Vigasio a gustarsi questa 11ª giornata. Sono un po' nascosti dietro le quinte, ma li ho visti prima, ci tenevo a salutarli. E intanto va con il primo accosto Alfonso. Gioca molto bene, anche se forse leggermente lunga. Pallino sempre defilato sul laterale sinistro, anzi scusate, il laterale destro. Boccia è andata un po' oltre al pallino, lascia un po' di spazio Marco Sabatini che ne approfitta con l'accosto, cerca di copiare la stessa strada del proprio avversario. Vedete che esegue l'accosto magnificamente. Boccia doppia con il pallino, attenzione perché il pallino potrebbe andare giù alle tavole di fondo, almeno questa è l'impressione che ho. Colpito, infatti, il pallino va giù alle tavole di fondo, comanda il gioco però la formazione del Castelfidardo. Punto molto largo. Dobbiamo anche segnalare che in quel punto del campo c'è una leggera contropendenza, quindi le bocce possono anche tornare leggermente indietro se arrivano, diciamo, a velocità morta sul laterale destro. Tanto va Alfonso Nanni
taglia tutta la corsia di gioco da sinistra verso destra, ha indirizzato molto bene questa sua boccia, piazza il suo punto a una trentina di centimetri, forse qualcosina in più. Vedremo quale sarà la decisione da parte di Marco Sabatini, che ha 3 bocce in mano, 3 bocce contro una. Per il momento tornata a favore della Castelfidardo, però c'è un errore abbastanza clamoroso, quello di Marco Sabatini, che sciupa così la possibilità di tenere agganciato il secondo set. Ora costretto a giocare in accosto. Lascia ora la sua terza boccia delle 4 a disposizione Marco Sabatini. Attenzione perché è ben tirata, forse cresce un po' di forza. Vediamo se notiamo quello che avevo accennato io prima. Stava quasi per tornare indietro quella boccia, ci mancava davvero poco niente. Comunque sta misurando quanti centimetri ha fatto il pallino. Misurazione molto accurata quella di Davide Lorenzini. C'è il vantaggio di riposizionare il pallino. Il punto forse è stato conquistato dalla formazione di Castelfidardo. Tendiamo intanto la bocciata sul campo a fianco di Gaetano Miloro. Buona la prestazione anche quella di Gaetano Miloro in questa 11ª giornata. Tanto il punto è rimasto a favore del punto Inox Vigasio. E Marco Sabatini all'ultima boccia in mano. Giocata ancora molto bene, attenzione perché forse scende troppo in fretta. Il punto dovrebbe essere rimasto a favore di Alfonso Nanni. Attenzione perché ha la possibilità di chiudere Alfonso Nanni se il punto fosse suo, anche se è un po' difficile visto dove ha piazzato l'ultima boccia Marco Sabatini, che secondo me ha anche realizzato il punto. Infatti è proprio così. Punto conquistato alla Confermetal Marche. Attendiamo la bocciata sul campo a fianco di Gabriele Marinelli. Nel frattempo ha colpito Gabriele e adesso Alfonso Nanni gioca in accosto. Vedremo se proverà a portarsi a casa il set. Alfonso gioca la sua ultima boccia abbastanza sostenuta. Attenzione, in arrivo la boccia di Alfonso Nanni che trova l'impatto pieno sulla boccia di Marco Sabatini. Cercato forse di provare a giocare sulla propria boccia Alfonso Nanni, ma non c'è riuscito. Fatto sta che si va sul parziale di 6-3, mantiene un buon vantaggio in questo secondo set Alfonso Nanni, ma sappiamo tutti insomma che è fondamentale chiudere per punto Inox Vigasio per non perdere le redini del controllo. Adesso imposta Marco Sabatini un po' più corto, vedete lì nella zona dell'Achito dove può sfruttare al meglio il proprio sottomano. Nel frattempo sempre 2-1 a favore della Confermetal Marche sul secondo set di terna. Marco Sabatini ha già giocato
La prima boccia in accosto. Piazza la propria boccia sul laterale sinistro a circa una ventina di centimetri. Tanto chiede come è messa in prospettiva con il pallino la boccia del punto. Chiesto questa informazione Alfonso Nanni, che adesso si appresta al tiro. Colpisce piena la boccia del punto Alfonso Nanni. Attenzione alla tavola di fondo. Forse il punto è a favore della formazione scaligera, ma credo che servirà l'intervento della corda. Si aspetta la bocciata di Michele Magnaterra sul campo a fianco, che ha colpito. Mantiene il vantaggio sul campo della terna la formazione del Castelfidardo sul 3-1 per il momento, con un set avanti per il punto Inox Vigasio sul campo sempre della terna. Tanto misurazione con Marco Lasagni. Vedete anche Daniele Ombrosi a bordo campo che si sta un po' riscaldando. Ed ora Marco Sabatini, forse un po' disturbato dal pubblico. Va ora Marco, tagliando tutta la corsia di gioco. Imposta con una boccia che si aggira intorno ai 40 cm, poco più. Va Alfonso Nanni. Terminator, soprannominato qua dal pubblico di Vigasio. È riuscito a conquistare il punto Alfonso Nanni, forse con un pizzico di fortuna anche. Adesso Marco Sabatini. Taglia sempre tutta la corsia di gioco. È una tornata che si sta giocando boccia su boccia. Forse questa volta Marco lascia un po' di spazio. Posiziona la propria boccia intorno a una cinquantina di centimetri, anche abbondanti a mio avviso. Può giocare in accosto Alfonso Nanni. Alfonso realizza un buon punto. Attenzione perché c'è sempre la possibilità di scarico sul pallino. Almeno questa è la mia previsione vedendo le prospettive tra la boccia e il pallino. Staremo un po' a vedere. Tanto va la bocciata. Marco Sabatini sempre di sottomano. Ha colpito. Ci è passato davvero vicino a quel pallino. Con questo sottomano riesce comunque a mantenere il vantaggio della boccia perché il secondo punto è suo, quindi costringe di nuovo l'accosto e può andare sul 7-3 Alfonso Nanni. Vediamo se inserisce questo settimo punto Alfonso senza grosse difficoltà. Quindi 7-3, siamo quasi agli sgoccioli di questo secondo set nell'individuale. 3-1 sempre a favore della Confer Metal Marche sul secondo set di terna. E adesso Alfonso imposta sempre nell'ultimo riquadro sotto la tavola di destra. Forse cerca sempre la tavola di destra perché magari ha un po' la sensazione
che il proprio avversario abbia qualche difficoltà magari nella bocciata sul laterale destro, anche se a mio avviso per il momento su entrambi i campi la Confermetal Marche si sta giocando al meglio le proprie carte. Match molto equilibrato. Intanto Alfonso non molla, lascia una trentina di centimetri a disposizione per Marco Sabatini, che è già pronto ad andare in bocciata. Intanto scuote la testa Alfonso, scusate, scuote la testa Formicone Gianluca. Per il momento spettatore quest'oggi, poi chissà se giocheranno la carta Formicone nelle coppie. Intanto è fuoriuscita dalla tavola di fondo la boccia di Alfonso Nanni, quindi rimane il punto a favore per la Punto Inox. Marco Sabatini rimane forse leggermente corto, attenzione perché lascia molto spazio ad Alfonso Nanni. Taglia questa volta un po' di più il gioco, incrocia sempre la traiettoria, gioca un buon accosto Alfonso, forse l'ha anche messa leggermente coperta. La boccia è doppia con il pallino e va al tiro sul pallino stesso. Marco Sabatini sempre di sottomano, colpisce perfettamente. Attenzione alla tavola di fondo che premia giustamente Marco Sabatini. Ora secondo punto molto ristretto, quello di Alfonso Nanni, costretto ora ad andare in bocciata sulla boccia del punto. Va Terminator, bocciata molto importante quella per lui, colpisce perfettamente, però questa volta forse un po' sfortunato Alfonso, perché il pallino, se rimaneva dove era, poteva anche ambire ai 2 punti, alla conquista di 2 punti. Invece il pallino è stato scaraventato sul laterale opposto, quindi 2 punti a favore di Marco Sabatini. E ultima boccia ora in mano per Alfonso Nanni, che dovrà giocare questa boccia costringendo a posizionarla su molto ravvicinata al pallino, però non mi sembra che vada verso il pallino questa boccia giocata da Alfonso, anzi ha trovato l'impatto sulla tavola di fondo. Brutto errore questo da parte di Alfonso, che ha forse provato a metterla in un modo dove non ci fosse la possibilità di realizzare i 3 punti per Marco Sabatini, però fatto sta che ha trovato l'impatto con la tavola di fondo, quindi si va sul 7-6. Moralmente credo che sia un brutto colpo questo accusato da Alfonso Nanni, dove si vedeva molto vicina la vittoria di questo secondo set. Ora però è di nuovo tutto riaperto, per la formazione della Confermetal Marche. Ora attendiamo intanto il tiro di Michele Magnaterra sul campo a fianco. È imposta ora il pallino. Marco Sabatini più o meno nella zona dell'acchitto, sul laterale destro. Si posiziona a 1 metro
dalla tavola laterale Marco, imposta ora con il suo primo accosto. Tanto avete visto i saluti da parte di Danilo Calissi, imposta molto bene Marco Sabatini, che sta mettendo davvero in difficoltà Alfonso Nanni. Ora va al tiro. Alfonso ha colpito, ma il punto è rimasto a favore del portacolori di Castelfidardo. Boccia del punto che si aggira intorno a una settantina di centimetri. Secondo punto di Alfonso Nanni un po' più corto, costretto a giocare in accosto. Alfonso, come vedete, sfrutta la tavola di sinistra. Vediamo se arriva. Un po' timido l'accosto di Alfonso, infatti rimane leggermente corto. Tanto inquadrato anche Andrea Martini, che quest'oggi ha deciso di prendersi una giornata di riposo. Di solito era qui a commentare al mio fianco, però quest'oggi ha deciso di prendersi una giornata di vacanza, giustamente. Alfonso Nanni, terza boccia per lui, punteggio sempre 7-6. Altro accosto corto quello di Alfonso, attenzione perché rimane l'ultima cartuccia da giocare per Alfonso Nanni. Tanto chiede se ha a disposizione un tempo. Infatti chiama il tempo Alfonso Nanni. Entra in scena Nicolini Massimo. Vedremo ora cosa proveranno a studiare. Nel frattempo sul campo della Terna conduce sempre Castelfidardo per 4-1. Per il momento favorevole per la Confermetal Marche, che sicuramente fino a questo momento non sta demeritando. Questo è la mia analisi fino a questo momento. Tanto time out molto lungo chiamato da Alfonso Nanni. Ora ultima boccia per lui. Vediamo come sarà il suo ultimo accosto. Vediamo che riesce a conquistare il punto Alfonso Nanni, però ha 3 bocce in mano Marco Sabatini, che ora giustamente si prende una boccata d'aria, una boccata d'ossigeno, va a visionare la situazione da vicino. Ora vedremo, tutto nelle mani di Marco Sabatini per far sognare tutto Castelfidardo. Vedremo se ci riuscirà Marco. Tutto nelle sue mani, 3 bocce a disposizione per lui per aggiudicarsi questo secondo set. Ora si concentra e va Marco, colpisce subito. Attenzione perché c'è uno scarico, o meglio un rimpallo a favore di Alfonso Nanni.
ha sempre la possibilità di chiudere Marco Sabatini, altre 2 bocce in mano per lui. Credo che il punto sia uno solo a favore di Alfonso Nanni. Non so se chiederanno la verifica. Ora misurazione per stabilire quanti punti sono a favore del punto Inox Vigasio. Comunque ha sempre la possibilità di chiudere. Ha sempre la possibilità di chiudere Sabatini Marco. Non ho ben capito quanti punti sono a terra. Va ora il tiro sulla boccia del punto. C'è il liscio però da parte di Marco. Attenzione perché si è un po' capovolta la situazione. Poteva fare il colpo grosso la Confermetal Marche, per ora si ritrova con l'ultima boccia in mano per Marco Sabatini e c'è il virtuale set a terra per Alfonso Nanni. E non mi è chiaro il secondo e terzo punto di chi sia. Cosa molto fondamentale questa qua da sapere, però tanto va di nuovo il tiro Marco Sabatini e c'è di nuovo il liscio e quindi la spunta alla fine. Alfonso Nanni vince per 8-6, vittoria un po' di misura quella di Alfonso Nanni, che riesce a pareggiare così il set e quindi per il momento parziale di 2-1. Ora linea la regia e poi ci troviamo qui per gustarci il secondo set della terna. A tra poco.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Torniamo in cronaca dal Barranco di Vigasio per il momento parziale di 2-1. Ora il live si è spostato sulla corsia numero 2 dove stiamo assistendo alle battute finali di questo secondo set di terna, dove vede sempre avanti Castelfidardo per 5-1. Per il momento match in perfetto equilibrio, lo si può capire anche dal risultato. Fino a questo momento Castelfidardo non ha lasciato nulla al caso, si sta giocando molto bene tutte le proprie carte, forse un leggero appannamento per la formazione scaligera, però fino a questo punto credo che le bocce le hanno un po' meritate entrambi, insomma, le formazioni. Poi sta avendo un buon successo la formazione marchigiana. Ed ora la situazione si trova con una boccia ora giocata da Lorenzini Giacomo, che prova a strappare il punto alla formazione marchigiana nell'ultimo riquadro. Lorenzini Giacomo che rimane però corto, forse l'assenza di Gianluca Formicone fino a questo momento magari si fa un po' sentire. Ora di nuovo Lorenzini Giacomo, ultima boccia a disposizione per lui, vediamo che la fa scorrere sotto la tavola di destra, forse rimane leggermente corto, però sta ancora girando, ha conquistato il punto Lorenzini Giacomo. La propria boccia si gira intorno a una quarantina di centimetri. Tanto va il tiro sulla boccia centrale della formazione scaligera. Gabriele Marinelli, bocciata per lui, colpisce la boccia dichiarata, pallino va alle tavole di fondo e il punto rimane a favore del portacolori della Castelfidardo. Ora rimangono due bocce per il capitano Gaetano Miloro, che sfrutta tutta la tavola di destra e indirizza un buon primo accosto, costringe di nuovo la bocciata il portacolori della Castelfidardo con Michele Magnaterra che sta riflettendo un attimo assieme a Davide Paolucci, tanto inquadrato uno sguardo molto serio il presidente Franco Pighi lì a bordo campo che si sta gustando il match. Ora Michele Magnaterra raccoglie la propria boccia. Si posiziona sul laterale destro Michele Magnaterra. Va alla bocciata. Avevamo lì la visuale impallata.
Michele ha colpito, però un rimpallo va a favore del Vigasio Villafranca. Ora Davide Paolucci, 2 bocce contro una per il momento, 2 punti a terra per la formazione scaligera, e Davide Paolucci taglia tutta la corsia, ultima boccia in mano per lui. Vedete che insegue la propria boccia giocata, forse l'ha sentita leggermente corta, infatti così è. Rimane corto Davide. Di nuovo tutto nelle mani di Michele Magnaterra, che aspetta qualche consiglio da parte dei propri compagni. Forse vogliono provare il tiro sul pallino. Consulto molto lungo e va sul pallino. Vuole provare ad attaccare giustamente la formazione del punto Inox Vigasio. L'ha sbagliato davvero di un soffio, se la ride un po' Michele Magnaterra, perché non era facile passare tra il pallino e la sponda laterale, eppure c'è passato. Ora Gaetano Miloro potrebbe inserire il secondo punto, c'è abbastanza spazio. Intanto saluto l'amico Donatello, sempre presente qui negli incontri casalinghi. 2 punti, 3-5, accorcia il punto Inox Vigasio. Si è un po' scaldato anche il pubblico, anche per oggi buona parte di pubblico presente qui a Vigasio. Pallino posizionato sulla linea della Quito. Gioca ora Gianluca Monaldi. Primo accosto di Gianluca leggermente corto, però buona boccia giocata. Siamo sui 40 centimetri, poco più. Michele Magnaterra, anzi no, scusatemi, Gabriele Marinelli al tiro. Colpisce. Finora buona prestazione da parte di Gabriele. Punto però rimane a favore della Vigasio Villafranca. Adesso di nuovo Davide Paolucci, anche per lui buona prestazione fino a questo punto. Vediamo che lascia un po' di spazio alla formazione del punto Inox, che però preferisce andare in bocciata con Gaetano Miloro. Ha colpito Gaetano. Attenzione perché la tavola di fondo fa fuoriuscire la boccia della formazione di Castelfidardo. Infatti Gianluca Monaldi non ci pensa 2 volte, ha già giocato in accosto. Piazza la propria boccia Gianluca a una trentina di centimetri, forse qualcosina meno. Di nuovo Davide Paolucci appoggia sempre la propria boccia sul piede sinistro e poi la rilascia. Altra bella boccia giocata da Davide, che conquista il punto. Siamo sempre a meno di 30 centimetri. E va al tiro ora Gaetano Miloro. Prende pulita la boccia del punto, è stato davvero un bel tiro.
invita il tiro Davide Paolucci, infatti prova ad eseguire Gabriele. Marinelli, bocciata di sottomano per Gabriele, colpito però non è riuscito a rimanere dentro con la propria boccia, ma riesce comunque a difendere il punto delle tavole di fondo. Ora ghiaccio bollente, Giacomo Lorenzini si posiziona sul laterale opposto, quindi da sinistra verso destra. Sembra ben giocata la boccia di Davide, scusatemi, di Giacomo. Va sola a fianco del pallino. Ora tutto nelle mani di Michele Magnaterra, che difende sempre il punto alle tavole di fondo. 2 bocce per Michele. Va al tiro, colpisce. Vediamo se rimane invariata la situazione alle tavole di fondo. Non sembra rimanga invariata, anzi sembra che siano fuoriuscite 2 bocce per la Vigasio Villafranca. La situazione per il momento non è abbastanza chiara, infatti è entrato in campo il direttore d'incontro Marco Lasagni per stabilire quanti punti sono. Buona parte del pubblico mi fa cenno che è un solo punto a favore della Vigasio Villafranca. Teniamo il responso da parte della giuria. Misurazione molto accurata. Quindi 2 punti laterali comandano il gioco del punto inox. Vogliono impostare lungo. Infatti Michele Magnaterra gioca giustamente la boccia lunga e punto inox Vigasio raccoglie un punto prezioso. Si va sul 4-5 e imposta il capitano Gaetano Miloro. Vediamo dove proverà ad impostare il gioco. Si va nella zona dell'ultimo riquadro. Siamo quasi nella zona dove osano le aquile. Ha già giocato la prima boccia in accosto Gianluca Monaldi, professore di Fano. Anche per Gianluca buona impostazione di gioco. La boccia è sola a fianco del pallino. Davide Paolucci vuole provare a strappare il punto. Davvero 2 ottimi puntisti quelli in campo quest'oggi. Questa volta Davide Paolucci rimane leggermente corto. Comunque la propria boccia è molto difendibile a mio avviso. Infatti credo che andranno al tiro. Bocciata per Gabriele. Attenzione perché c'è il liscio per lui. Uno dei primi lisci di questa giornata per Marinelli, che forse si ripete. Infatti di nuovo Gabriele, questa volta colpisce.
Abbiamo visto il replay della bocciata ed ora va Gaetano Miloro. Errore anche per Gaetano. Non ne approfitta. Punto Inox Vigasio. Forse lasciano valida la giocata. Infatti è proprio, anzi no. Mettono a posto. Qua devo dire che forse l'arbitro di partita doveva segnarle prima quelle due bocce lì a fondo tavola. Va di nuovo Gaetano Miloro. Questa volta colpisce Gaetano, difende 2 punti forse. No, uno solo. Quindi ora ritorna la parità delle bocce da giocare per entrambe le formazioni. Vediamo che forse questa volta Davide Paolucci rimane un po' largo, però piazza sempre una buona boccia. Tanto si sta un po' incitando tutta la panchina del Castelfidardo. Ora vediamo se Gianluca Monaldi riesce a riconquistare il punto, sembra di sì. E ci riesce, incastro magnifico quello da parte di Gianluca Monaldi. Trovato anche una leggera deviazione, un leggero piccolo impatto sulla boccia del punto. Leggera deviazione che ha fatto sì che si aggiudichi il punto. E adesso consulto con Michele Magnaterra che chiede il tempo. Entra in campo Carlo Seramanni o Seramani. Vedremo insomma quale sarà la sorte di questo time out. Per il momento punteggio abbastanza in equilibrio. Intanto do uno sguardo se ci sono info dagli altri campi che arrivano, ma abbiamo un 2 pari per il momento per Boville Marino contro Flaminio e Possaccio avanti 4-0 sul TM88. Resto non abbiamo aggiornamenti per il momento. Tanto si è terminato, o meglio è terminato il time out chiesto dalla formazione marchigiana di Castelfidardo. Michele Magnaterra preferisce giocare in accosto, quasi diritto per diritto. Vediamo se arriva nei pressi del pallino. Ben giocato l'accosto di Michele che conquista il punto. Chiede qualche informazione anche Giacomo Lorenzini che vuole andare al tiro. Non ho ben capito se sulla boccia o sul pallino, ma presumo vada al tiro sulla boccia. Infatti è proprio così. Colpito la boccia, attenzione, scarico sul pallino. Forse ci sono addirittura 3 punti conquistati dall'Avigaso Villafranca con questo leggero scarico. Un punto è sicuro per il punto Inox. Michele Magnaterra intanto sta già giocando in accosto, quindi sicuramente solo un punto a favore della Vigaso Villafranca, altrimenti sarebbe cambiata a mio avviso la sorte di questa tornata. Intanto Michele si prende il punto giocando una buona boccia. Attenzione perché doppia con il pallino. Boccia fondamentale questa da colpire per Giacomo Lorenzini. Va Giacomo, colpisce.
Attenzione perché altro rimpallo alle tavole di fondo, questa volta alla meglio la formazione del Castelfidardo, che torna al comando con il punteggio di 6-4. E intanto abbiamo il 4-0 per il momento per il Giorgione Trevillese contro MP Filtri Caccialanza. Davvero un Giorgione Trevillese partito come sfavorito in questa stagione, invece sta dando un bel filo da torcere a tutte le grandi big di questo campionato. Ricordo che si trova a un solo punto per il momento dalla Vigasio Villafranca, che quest'oggi sembra avere un attimino di difficoltà contro una buona Confermetal Marche. Poi sicuramente saranno le coppie come sempre a dare un'impronta più precisa per questa 11ª giornata, però per il momento Confermetal Marche ha sotto controllo la situazione e lo si vede anche dal risultato. Ora chiamato al tiro Gabriele Marinelli, altro errore per lui, forse il secondo consecutivo nelle ultime 2 tornate, ha fatto un paio di errori in bocciata Gabriele. Ora ci riprova, questa volta colpisce. Abbiamo il replay del tiro. E adesso va il capitano. Capitano colpito, attenzione perché si smuovono molte bocce alle tavole di fondo, dove sembra averla meglio la formazione del Castelfidardo. Intanto ha già giocato Gianluca Monaldi. Conquista il punto Gianluca. Attenzione perché ha quasi trovato l'abbraccio con il pallino in questo accosto. Ora Michele Magnaterra si carica prima di andare in bocciata. Va Michele, errore anche per Michele. Raccoglie la boccia alle tavole di fondo Gianluca Monaldi. Davide Paolucci prova l'impossibile, o perlomeno prova a piazzare una buona boccia in accosto per stringere il più possibile sul gioco. Ha giocato davvero molto bene. Per un filo non prende il punto. Giocato un accosto magnifico Davide Paolucci. Ci ha provato, non ci è riuscito. Ora invita a giocare un po' in copertura Michele Magnaterra. Bisogna piazzare la propria boccia da coprire il secondo e primo punto. Boccia di Michele non ha questa intenzione, però, perché va a fare un tutt'uno. E adesso c'è il time out chiamato dalla panchina di Vigasio. Vedremo ora cosa decideranno di fare i protagonisti in campo, che stanno studiando da vicino, con Giacomo Lorenzini che si sta consultando, anche Gaetano Miloro. Bella questa immagine, tutti e 4 accasciati sul gioco a studiare da vicino quale sarà la mossa vincente. Hanno 3 bocce in mano, punto Inox Vigasio, punto a terra. Sulla carta potrebbero anche provarla a chiudere,
So che magari a me piace qualche volta fantasticare, però secondo me c'è la possibilità. Vedremo. Intanto andrà al tiro Gaetano Miloro. Ha dichiarato la boccia del punto, quindi ha dichiarato la propria boccia Gaetano Miloro. Attenzione, bocciata molto importante questa per Gaetano. Ha colpito perfettamente. Attenzione perché via la boccia di Castelfidardo, comanda il gioco solo Vigasio. Però è una boccia un po' delicata quella da colpire alle tavole di fondo. Tanto si dispera un po' Gaetano Miloro perché obiettivamente ha colpito una grande boccia, forse meritava qualcosina in più, però ora c'è tutto nelle mani di Giacomo Lorenzini. Vediamo se fa incitare il pubblico della Vigasio Villafranca. Che bocciata, ragazzi! Che bocciata da parte di Giacomo Lorenzini. Chiude qui quindi 3-1 parziale per punto Inox Vigasio. Davvero una bocciata magnifica quella di Giacomo Lorenzini che fa esplodere il pubblico qui del Barranco di Vigasio. Quindi finisce questo set per 8-6. Ora si andrà al riposo con il parziale di set di 3-1. Davvero una bocciata fondamentale questa da parte di Giacomo Lorenzini, che si è preso giustamente tutto il 5 e tutto l'abbraccio del pubblico qui di casa. E quindi con questa bocciata di Giacomo Lorenzini mandiamo la linea alla regia. Piccolo spot per noi, poi ci ritroviamo qui per il secondo tempo.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Allora dal Barranco di Vigasio per questo secondo tempo, dove il primo tempo si è chiuso per 3-1 a favore del Punto Inox Vigasio. Ora già iniziato il secondo tempo da qualche secondo. Rimaniamo concentrati noi sulla corsia numero 1, dove Mister Nicolini ora si gioca la carta Formicone Gianluca, affiancato da Nanni Alfonso, che si sfideranno contro Sabatini Marco e Michele Magnaterra. Altre due coppie che sono in campo sulla corsia numero 2 vedono per la formazione di casa Miloro Gaetano e Monaldi Gianluca contro un buon contro un buon Davide Paolucci e Gabriele Marinelli. Abbiamo i parziali degli altri campi anche. Mancava all'appello Faravolo Boutique contro Nova Inox Mosciano. Sta avendo la meglio Nova Inox Mosciano per 3-1. Ricordo Boville Marino e CB Flaminio due pari. Giorgione Trevillese avanti 4-0 su MP Filtri Caccialanza e Possaccio avanti 4-0 su TME 88. Ora concentriamoci qui al Barranco di Vigasio con la bocciata di Marco Sabatini. Colpisce la boccia del punto. C'è stato uno scarico sul pallino avanzato qualche metro rispetto alla postazione iniziale. Dunque Gianluca Formicone, che ha lasciato le redini nel match di terna a Giacomo Lorenzini, che con la sua magnifica bocciata ha fatto esplodere il pubblico del Barranco di Vigasio con la conquista di un set molto importante, dove Punto Inox Vigasio ha dovuto soffrire, diciamo così, in questo primo tempo, ma ora ha tutte le carte da rigiocarsi in queste partite di coppia. Ora Sabatini, Marco, ultima boccia per lui, taglia tutta la corsia di gioco. Vedete che il pallino è proprio in direzione della boccia del Punto Inox e c'è l'impatto sulla boccia di Gianluca Formicone. Alfonso Nanni, due bocce in mano per lui. Potrebbero partire già con un parziale di 3-0, sarebbe già una buona botta per i padroni di casa, partire già con un buon distacco. Tanto va Alfonso Nanni, dove è riuscito a pareggiare i conti contro un buon Sabatini Marco per le prime due individuali. Ora Alfonso forse rimane leggermente largo, anzi no, riesce a inserire il secondo punto, quindi virtuale 2-0 a terra. E ora di nuovo Alfonso Nanni. Rilascia la sua ultima boccia. Intanto è iniziato il match anche sul campo a fianco, coordinato dall'arbitro Gaetano Benzoni. 3 punti intanto portati a casa da Alfonso Nanni. Stavo osservando quanti punti invece ha conquistato il team del
team di Castelfidardo sulla corsia numero 2 avanti 2-0, invece 3-0 e avanti la corsia dove stiamo seguendo da vicino. Ora imposta Gianluca Formicone 1 metro dopo la linea della Chito più o meno. Ha già giocato Gianluca. Diciamo che per essere entrato a freddo è entrato subito col botto Gianluca Formicone. Va al tiro Marco Sabatini. C'è stato l'errore però per Marco perché ha colpito il pallino, invece aveva dichiarato la boccia. Quindi giustamente il giovane arbitro Davide Lorenzini riposiziona il pallino. Ed ora ritenterà il tiro Marco Sabatini, sempre sulla boccia del punto, sempre con il sottomano. Errore per Marco, doppio errore per lui. Non un buon avvio in queste coppie per il momento per la formazione del Castelfidardo. Ora gioca in accosto Michele Magnaterra. Se scende un po' verso il pallino riusciva a conquistare il punto Michele Magnaterra, invece forza perfetta ma rimane leggermente larga. Ha stretto comunque molto bene sul gioco Michele. Adesso ha l'ultima boccia da giocare. Vediamo che Michele Magnaterra forse riesce a conquistare il punto. Attenzione perché è tutto regolare, 2 punti conquistati da Michele. Adesso c'è un invito, dal mio punto di vista, a bocciare la boccia sul lato sinistro. Vedremo se sarà del mio stesso parere Alfonso Nanni. Infatti va proprio alla dichiarazione della boccia che avevo previsto Alfonso Nanni, colpisce, scarico sul pallino. Attenzione perché oggi le tavole di fondo non aiutano parecchio Alfonso Nanni. Il pallino è rimasto incastrato proprio sotto la tavola di destra a ridosso della boccia del punto. Intanto sta subendo altri 2 punti sul campo a fianco la coppia Miloro-Monaldi. Si va sul 4-0 e ora Alfonso Nanni va al tiro sul punto, colpisce! Che grande bocciata questa di Alfonso Nanni, colpita di prepotenza quasi, possiamo dirla così, visto insomma che la tavola quest'oggi non aiuta più di tanto. Quasi sforzato questo tiro per aggiudicarsi il punto brutalmente. Ed ora penso che si vada per i 2 punti, forse uno. Un punto solo conquistato da Gianluca Formicone, quindi il punto era rimasto ancora una volta a favore della formazione di Castelfidardo, formazione marchigiana. Quindi per il momento 4-0 è il parziale del campo numero 1. E adesso ha già impostato Gianluca Formicone nell'ultimo riquadro, ha già rilasciato la sua prima boccia in accosto, un accosto
leggermente corto, che però fa sì che si manifesti una buona tornata. Ora va al tiro Sabatini, altro errore per Marco, purtroppo è entrato nelle coppie non al meglio, ha già fatto molti errori, ora costretti ad affidarsi all'accosto di Michele Magnaterra. Lo sta effettuando ora da sinistra verso destra. Sembra ben giocata anche la boccia di Michele Magnaterra, che avanza piano piano. Ora arrivano i pressi del pallino, vediamo se si ferma giusto in tempo. Sì, quindi punto conquistato dalla formazione Castelfidardo, adesso chiamato la bocciata Terminator, soprannominato qui dai tifosi del punto Inox di Vigasio. Colpito senza grosse difficoltà Alfonso Nanni, tanto bocciata di volo sul campo a fianco per Gaetano Miloro. Siamo riusciti a vedere uno scorcio di bocciata grazie alla regia di Avelia, quest'oggi coordinata da Gianni Patuzzo, alle telecamere Diego Patuzzo, poi c'era anche Robert Fraccaroli tra noi, e al commento il sottoscritto veronese Alex. Ora di nuovo Marco Sabatini, costretto a giocare la sua ultima boccia sempre in accosto, tagliando tutta la corsia di gioco, quindi da destra verso sinistra, con l'aiuto anche della calata del campo. Vedete che sta arrivando nei pressi del pallino, però trova l'impatto sulla boccia di Gianluca Formicone, quindi tutto da rifare ancora una volta per i portacolori della Castelfidardo, che stanno subendo 4-0, e formazione del Vigasio Villafranca con l'inserimento di Gianluca Formicone sembra aver preso il volo. Intanto mi sembra aver intravisto che ci sarà un cambio nelle file del Castelfidardo. Dovrebbe entrare Caimmi al posto di Marco Sabatini. Daniele Ambrosi ancora lì in panchina, però visto che si è alzato Marco Caimmi, capitano di questo Castelfidardo, intanto Gianluca Formicone non è riuscito a inserire il secondo punto, ma ci riesce Alfonso Nanni, forse ci riesce se si ferma, dovrebbe essersi fermata giusto in tempo, quindi 6-0 per il momento, ed ecco che entra Marco Caimmi al posto di Marco Sabatini. Quindi cambio di strategie nelle file del Castelfidardo. Marco Caimmi dovrebbe passare puntiste, quindi Michele Magnaterra bocciatore, almeno questo è quello che mi aspetto. Intanto 6-0 avanza il primo set di coppia della corsia numero 2. Abbiamo praticamente gli stessi risultati su entrambi i campi, però si invertono le maglie. Intanto prosegue i numerosi accosti di Gianluca Formicone. La boccia forse è a pari con il pallino, e questo è quello che stanno confabulando tra di loro i portacolori della Confermetal Marche. Ed eccolo qua, Michele Magnaterra che passa a bocciatore, errore anche per lui. Sembra un po' stregato la corsia numero 1 per i bocciatori quest'oggi, meno in questo secondo tempo. Ora di nuovo tutto da rifare per i
portacolore di Castelfidardo, di nuovo in bocciata Michele Magnaterra, va al tiro, questa volta colpisce, anzi no, perché avete visto che l'arbitro ha alzato subito il braccio, quindi altra boccia nulla per Michele Magnaterra, che credo avesse dichiarato il pallino a questo punto. Ora è tutto nelle mani del nuovo entrato Caimmi Marco, capitano di questo Castelfidardo. Che colpisce un gran pallino, quindi rimane viva la speranza per rifarsi sotto a questi due fuoriclasse come Formicone e Nanni. Ora c'è abbastanza spazio per riconquistarsi il punto Gianluca Formicone alle tavole di fondo, ed eccolo qua che senza difficoltà accompagna la propria boccia nei pressi del pallino. Gianluca Formicone è entrato in grande spolvero, ha proprio cambiato anche i ritmi di queste giocate. Intanto costretto di nuovo al tiro Marco Caimmi con il mancino. Ha colpito però il pallino, c'è quindi la regola boccia nulla e finisce questo primo set per 8-0, vinto da Formicone e Nanni su Sabatini Magnaterra. Sabatini poi sostituito da Caimmi Marco. Quindi per il momento parziale di set 4-1. Quindi mi viene da dire che male che vada per i padroni di casa, quest'oggi si dovranno accontentare di un pareggio, però sulla carta la vedo abbastanza complicata la situazione nella coppia tra Michele Magnaterra e Marco Caimmi, che però abbiamo soltanto visto una tornata sola con questa formazione, che ora dovrà sempre fare i conti con un Gianluca Formicone che sembra essere, come si può dire, aver riposato insomma nel primo set e essere entrato ora da freddo nel secondo set, è entrato con la quinta marcia ingranata, perché sta davvero piazzando accosti su accosti ravvicinati al pallino. E intanto un altro rimpallo favorisce il punto al Castelfidardo. E adesso Gianluca Formicone, chiamato a conquistarsi il punto alle tavole di fondo. Vediamo che avanza la boccia di Gianluca Formicone senza grosse difficoltà, riconquista il punto anche lì. Non ci resta altro che applaudire questo Gianluca Formicone, che ha sempre realizzato il punto per il momento. Quindi impeccabile questo ingresso di Gianluca Formicone. Che bocciata che ci ha offerto Gaetano Miloro sul campo a fianco, non so se era inquadrata dalla nostra telecamera larga. Intanto Michele Magnaterra, altra buona bocciata per lui, il pallino si è spostato sulla parte opposta rispetto a prima. Ora ci sono però 2 punti a favore del punto Inox e Marco Caimmi gioca in accosto la sua prima delle 2 bocce che ha a disposizione. Accosto leggermente corto quello di Marco Caimmi. Tanto applausi anche per Gaetano Miloro. È rimasto ancora corto Marco Caimmi con la sua ultima boccia.
Tanto applausi anche per Gabriele Marinelli, che ha colpito una grande boccia e quindi finisce anche, credo, il primo set sul campo a fianco. Forse no, ho intuito tutto male. Chiedo scusa al pubblico che ci sta seguendo da casa. Ho interpretato male la dichiarazione dell'arbitro. Parziale quindi di 6-2 sulla corsia numero 2, e invece sulla corsia numero 1 può portarsi a casa con Alfonso Nanni i primi 2 punti, o forse 3 punti portati a casa dal punto Inox Vigasio. Quindi riparte con questo secondo set 3-0 Gianluca Formicone e Alfonso Nanni stanno macinando punti su punti. Ora però Gianluca Formicone spreca l'impostazione del gioco del pallino troppo lungo, sicuramente contrabbatterà sulla parte corta Marco Caimmi. Infatti è proprio così, gioca proprio a ridosso della prima linea di esposizione sulla parte corta del campo di gioco. Taglia tutta la corsia Gianluca Formicone, primo accosto di Gianluca leggermente lungo, supera il pallino di una trentina di centimetri. Credo che sia la prima boccia un po' larga che gioca Gianluca Formicone. Vediamo la risposta da parte di Marco Caimmi, che conquista il punto. Ora Alfonso Nanni, chiamato la bocciata di raffa per Alfonso. Si concentra, va al tiro Terminator, colpisce pulita, quindi difende il punto del proprio compagno di scuderia. Tanto Marco Caimmi disturbato dal numeroso pubblico. Ora di nuovo Marco Caimmi con un accosto che forse sembra un po' più timido rispetto a quello di prima, però riesce comunque a portarsi a casa il punto. Ora il consulto Alfonso e Gianluca. Vediamo ora quale sarà la decisione da parte di Alfonso Nanni, che va al tiro, però aspetta un attimo la decisione, anzi no, il tiro sulla corsia opposta. Bocciata di volo per Alfonso Nanni, che ha colpito però non perfettamente questa volta. Quindi rimane un leggero vantaggio per la formazione del Castelfidardo, con Gianluca Formicone che ha l'ultima boccia da giocare. E credo che andrà sul pallino Gianluca Formicone, anche perché non ha senso giocarla lì. Deve bocciare il pallino Gianluca Formicone. Bocciata molto importante quella del fuoriclasse. C'è l'errore però. Ora vedremo la decisione da parte invita il tiro Caimmi sul secondo punto, quindi la formazione del Castelfidardo non si accontenta dei 2 punti, ma vogliono provare ad andare con il bottino pieno. Tanto Michele Magnaterra ha colpito. Vediamo se fuoriesce la boccia alle tavole di fondo.
4 punti quindi, passa il comando Castelfidardo, e qua devo dire che forse è costato un po' di più l'errore nella giocata del pallino da parte di Gianluca Formicone, perché sicuramente se non l'avesse fatto nullo non si sarebbero persi 4 punti così malamente, diciamo, sul gioco corto. Questo è una mia considerazione che mi permetto di fare. Intanto sull'altro campo si va sul 6-3 e adesso di nuovo Marco Caimmi imposterà il gioco sempre corto. Logicamente era prevedibile questa mossa da parte del Castelfidardo. Pallino corto sul laterale destro e gioca il primo accosto Marco Caimmi, sempre con il mancino. Si ferma un po' prima del pallino, a una quarantina di centimetri. Ora risponde Gianluca Formicone con un altro buon accosto. Questa volta siamo intorno ai 20 centimetri, forse qualcosina in più. Michele Magnaterra sembrava andassero in bocciata, invece vogliono provare l'accosto con Marco Caimmi che ci riprova. Trova però l'impatto sulla boccia di Gianluca Formicone. Intanto c'è un leggero momento favorevole anche per il Vigasio Villafranca sull'altra corsia, però rimaniamo concentrati sulla corsia numero 1, dove c'è ora l'accosto di Michele Magnaterra, che trova questa volta la conquista del punto. 3 bocce in mano. 3 bocce in mano per il punto inox. Dichiara di volo Alfonso Nanni. Lunga rincorsa per Alfonso Nanni per questo tiro di volo. Colpisce Alfonso, pulito questa volta. Quindi difende la boccia del proprio compagno Gianluca Formicone. Ora Michele Magnaterra ancora a disposizione l'ultima boccia per portarsi a casa il punto. Sembra avere tutte le intenzioni per farlo, infatti è proprio così. Punto conquistato da Michele Magnaterra, boccia e doppia con il pallino. Di nuovo di volo Alfonso Nanni. Vediamo se questa volta proverà a fare un cambio di colore per fare esplodere ancora una volta il barranco di Vigasio, come era successo in precedenza con la bocciata di Lorenzini Giacomo. Tanto Alfonso va, ed eccolo qua. Signori, l'avevo previsto questo tiro di volo, ha cercato il cambio sul posto, lo rivediamo dal replay. 2 punti conquistati da Alfonso Nanni e ora Gianluca Formicone può inserire il 6° punto virtuale. Vediamo se sarà così, forse l'ha caricata leggermente troppo. Vediamo se rallenta la propria corsa con l'aiuto anche dell'impatto sul pallino. Forse sono solo 2. 2 punti, 5-4. Ritorna al comando la Vigasio Villafranca. Ora Gianluca Formicone continua a rimpostare nell'ultimo riquadro della corsia di gioco, anzi si ferma
il pallino proprio a ridosso dell'ultimo riquadro. Sempre da sinistra verso destra Gianluca Formicone sembra aver trovato feeling con attraversare le corsie di gioco e mai giocare diritto per diritto, come invece abbiamo visto fare in precedenza anche da Gianluca Monaldi anche negli incontri scorsi, specialmente su quella corsia lì. Gianluca Monaldi si affida sempre a giocare diritto per diritto, invece qualcun altro magari preferisce tagliare le corsie di gioco. Fatto sta che imposta molto bene Gianluca, ma risponde molto bene anche Marco Caimmi, un po' sfortunato in questa calata di gioco, che non trova la conquista del punto, ma colpendo pulita la boccia del punto potrebbe difendere molto bene a costo di Marco Caimmi. Ci prova Michele Magnaterra, bellissima bocciata, l'ha portata avanti quel tanto che basta per portarla a casa pulita. Ed ora vedremo la sorte che decidono per l'accosto Gianluca Formicone questa volta molto ristretto l'accosto di Marco Caimmi, ma non si è spaventato su questa cosa. Applausi per Gianluca Formicone, impeccabile in questi accosti per il momento. Ora Michele Magnaterra, di nuovo la conquista del punto. Proverà a farlo con questa bocciata. Va Michele, ha colpito non perfettamente come prima. Il pallino sta andando nella direzione delle bocce del punto inox. Da questa inquadratura non riesco a capire bene di chi sia il punto, intanto c'è una misurazione sempre da parte di Davide Lorenzini, giovane arbitro. Ora si vede molto meglio grazie alla regia. Punto rimasto a favore del punto inox e Marco Caimmi. Ultima boccia in mano per lui. Forse si lamenta perché l'ha sentita subito corta. Attenzione perché rimane punto a terra e 2 bocce in mano per Alfonso. Possibilità di chiudere per Alfonso Nanni. Già lasciato la prima delle 2 bocce da giocare Alfonso Nanni. Inserisce il secondo punto. 7-4 virtuali. Manca l'ultima boccia di Nanni Alfonso e anche quest'oggi l'appunto Inox Vigasio può tranquillamente aggiudicarsi 3 punti di questa 11ª giornata. Rimane sempre imbattuta la formazione coordinata da mister Nicolini. Ed eccola qua l'ultima boccia di Nanni Alfonso che senza grosse sorprese finisce qui per 8-4. Vince anche questo secondo set di coppia Gianluca Formicone e Nanni Alfonso, e quindi vittoria per questa 11ª giornata per il punto Inox Vigasio. Si chiude qua per il momento 5-1. Ci sono ancora 2 set da giocare sul campo a fianco, ma ora do la linea alla regia per un breve break pubblicitario.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Barranco di Vigasio. La sorte di questa 11ª giornata è stata decisa dalla vittoria del secondo set tra Alfonso Nanni e Gianluca Formicone, che hanno avuto la meglio su Caimmi e Michele Magnaterra. Per il momento parziale di 5-2, ma si sta giocando l'ultimo set sulla corsia numero 2, dove ha avuto la meglio Marinelli e Paolucci, vinto per 8-3 su Monaldi, Gianluca e Miloro Gaetano. Ora sono già avanti di 2-0 i portacolori della Confer Metal Marche. Intanto è stato sostituito Miloro Gaetano, è entrato il giovane Umberto Campagnolo, altra promessa delle bocce venete, diciamo. Intanto il punto è stato conquistato dalla formazione del punto Inox. Risponde presente alla bocciata Marinelli. Ora Gianluca Monaldi di nuovo in accosto. Riconquista il punto Gianluca Monaldi. Di nuovo in bocciata con il sottomano Gabriele. Porta avanti e ferma sul posto. 3 punti conquistati. Davvero applausi per questo giovane che quest'oggi ha dato un buon filo da torcere a una squadra la più ambita, diciamo, di questa stagione. Punto Inox Vigasio. Lo confermano anche i risultati. Campioni d'inverno imbattuti nel girone d'andata, per il momento imbattuti anche nel girone di ritorno. Diamo un attimo uno sguardo se ci sono qualche aggiornamenti che arrivano anche dagli altri campi, giusto per dare una carrellata di risultati, ma non c'è nessun aggiornamento in corso, quindi rimane tutto invariato. Ricordo gli appuntamenti per il prossimo weekend, 24 e 25 aprile. Il team di Avellia sarà presente in quel di Bergamo, dove ci saranno le 2 grandi manifestazioni organizzate dalla bocciofila verdellese. Lunedì 24 aprile ci sarà una gara di solidarietà, una gara paraolimpica, poi ci sarà una categoria under 18 che si sfideranno tra loro. Tra gli invitati c'è Massarini Alessandro, Romaneschi Luca, Dalla Schiava Kevin, Vivenzi Rachele, Danesi Samuele, Lambertini Nicolò, Rovelli Alessio, Braida Fabio. Questo per quanto riguarda la categoria under 18. E poi alle ore 15 ci sarà la parata a coppie per la categoria A,
Gli invitati in questa parata sono Travellini Giovanni, Lorenzini Silvano, Savoretti e Viscusi, Luraghi e Bergamelli, Formicone e Nanni, i fratelli D'Alterio, Santoriello e Frongia, Mussini, Palazzi e Proserpio e Meroni. Questo per quanto riguarda lunedì 24 aprile. Invece martedì 25 c'è una gara nazionale, anzi 2 gare, una gara nazionale riservata alla categoria A e una gara regionale a coppie riservata alla categoria B e C e D. Sempre in diretta su Avelia HD queste 2 manifestazioni. Per gli orari saremo più precisi a ridosso dell'evento. Al momento non abbiamo chiaro l'idea di quando andremo in onda, però seguiteci anche sui nostri canali social che vi terremo aggiornati. Ora siamo arrivati sul parziale di 6-0, sempre avanti Confer Metal Marche, che questo pomeriggio ci ha provato, ha tenuto molto bene gli equilibri delle sorti nel primo tempo, poi è mancata la seconda coppia sul campo a fianco a questo che è inquadrato ora, e quindi diciamo che è un po' svanito il sogno del Castelfidardo, che ci ha provato comunque a portare a casa perlomeno un pareggio in questa 11ª giornata. Castelfidardo che alla prossima giornata affronterà la Boville Marino, che è in netta ripresa rispetto a come era partita nel girone d'andata, o meglio come era partita agli inizi. Comunque nelle parti basse della classifica diciamo che ci sono abbastanza punti in palio, ci sono una classifica molto ristretta dal mio punto di vista, quindi insomma è tutto aperto per la Confer Metal Marche, anche perché insomma la sua rosa è del tutto con giocatori di grande livello. Quest'oggi non abbiamo visto in scena Ombrosi Daniele, grande bocciatore dal mio punto di vista, quest'oggi non schierato dal CT Serrani Carlo, però sicuramente in casa dalle sue parti è una buona pedina fondamentale per la Confer Metal Marche. E quest'oggi invece la sorpresa per quanto riguarda il punto Inox Vigasio è stato di riservarsi un Formicone Gianluca pronto per le coppie e poi lasciare spazio insomma nella terna a Lorenzini Giacomo, che se non vado errato è la prima da titolare qui in casa a Vigasio, e quindi insomma questa 11ª giornata un po' ha avuto delle sorprese. Tanto Umberto Campagnolo conquista il punto, Davide Paolucci, altro giocatore di grande spessore, buon puntista dal mio punto di vista, bello anche nel vedere questo stile che prima si appoggia la boccia sul piede e poi la rilascia. Questa volta però Davide rimane leggermente corto, siamo sempre sul 6-0, però questa volta punto Inox può portare a casa i primi 2 punti questo secondo set di coppia, e invece se ne accontenta di uno solo. 6-1 per il momento. E altro appuntamento importante sarà sabato prossimo, sempre per quanto riguarda il campionato di Serie A, perché il team di Avelia HD sarà in addirittura d'arrivo a Treviso per la 12ª giornata, dove c'è il derby veneto, Giorgione Trevillese contro Punto Inox, e altro bel match quello di MP Filtri Caccialanza contro Possaccio, sempre in diretta sugli schermi di Avelia HD. Quindi per quanto riguarda il campionato ci sono altri 2 belli incontri
prossima settimana, che vi faremo proporre. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social, ai nostri canali YouTube. Vi ricordo anche l'appuntamento di tutti i giovedì con lo speciale Boccia a Punto, una rubrica che sto portando avanti anche con l'aiuto di Giorgio Macellari. Avremo numerosi ospiti pronti insomma a dire la sua per quanto riguarda il proprio avvicinamento con le partite di bocce. E intanto ritorniamo in cronaca, perché siamo quasi alle battute finali con la Costo di Umberto Campagnolo che non molla, conquista un buon punto e costringe al tiro Davide Paolucci. Prima bocciata della giornata per Davide, prima bocciata colpita molto bene anche, direi, perché ci poteva stare lo scarico sul pallino, ma non è andata così. E adesso vedremo se Umberto Campagnolo per forza deve andare al tiro sul pallino. Bocciata decisiva questa per Umberto Campagnolo, che colpisce il pallino. Attenzione, perché rimane un punto sicuro alle tavole di fondo per la Vigasio Villafranca. Umberto Campagnolo è andato deciso al tiro sul pallino. Intanto 2 punti conquistati da Umberto Campagnolo dopo questa bocciata, e ora Davide Paolucci può andare ad aggrapparsi al 7-1. Forse rimane corto. Un punto sicuramente a favore del punto Inox. Un punto, tanto era stato invitato a non seguire la boccia, giustamente. Il regolamento parla chiaro da quest'anno. L'atleta non può seguire la boccia sulla traiettoria, ma si deve spostare sul lato opposto. Intanto 6-2, si gioca veloce, ormai non c'è più nulla da giocarsi se non i punteggi dei set. Monaldi Gianluca piazza la propria boccia 40 cm prima del pallino. Ora prova a rispondere Paolucci Davide. Conquista il punto. Andrà in bocciata ora Umberto Campagnolo. Va al tiro Umberto. Colpisce però non pulito questo tiro da parte di Umberto. Il pallino è rimasto lì nei pressi della linea della Quito, sempre spostato sul laterale sinistro, e quindi ora va sul pallino. Il punto rimane prima. Il pallino dovrebbe averlo colpito, ma non quel tanto che basta. Infatti è proprio così. Ora però l'ha colpito Monaldi Gianluca. Piazza 3 punti a terra, tra cui uno molto stretto. Ora 3 punti a terra per punto Inox Vigasio. Colpisce Marinelli Gabriele, e adesso con molto fair play consegnano la vittoria del set alla formazione Castelfidardo. Quindi da Vigasio finisce questa 11ª giornata con il punteggio finale di 5-3. Ora spazio alla regia e poi ci gustiamo le interviste del post partita. A tra poco.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci dalla zona mista di Vigasio, sono qui con Michele Magnatara, grande protagonista di questa giornata. Una giornata, Michele, che è partita molto bene per il Castelfidardo e un po' mancata nel secondo tempo, mi confermi questa cosa? Sì, diciamo che eravamo partiti molto bene e secondo me il risultato di 3-1 al primo tempo ci rimaneva un po' stretto. Abbiamo giocato veramente tutti ad alti livelli, sia noi che Vigasio, e secondo me un pareggio forse era il risultato più giusto. E poi il secondo tempo effettivamente siamo un pochino mancati e col senno del poi secondo me Vigasio ha anche meritato di vincere. Certo, un Vigasio che ha tenuto, diciamo, come riserva un Gianluca Formicone, poi è entrato nel secondo tempo e il risultato dice insomma che ha avuto, come si può dire, ha avuto la carta vincente con la mazzata, diciamo, che Gianluca Formicone vi ha dato. E il prossimo incontro contro Boville, Michele Magnatara, come affronterai come affronterà insomma la tua squadra questo match, questa 12ª giornata? Dobbiamo affrontarlo come oggi, sono sicuro che se giochiamo come oggi possiamo ancora scalare qualche posizione. Bisogna andare avanti così, crederci e poi vada come vada. Una classifica dove vi ritrovate insomma ultimi, però è una classifica abbastanza corta dietro le retrovie o sbaglio? Sì, no, non sbagli, ancora abbiamo qualche piccola possibilità e dobbiamo crederci. Quest'anno è stata un'annata un po' particolare, che forse su certi incontri abbiamo raccolto un po' poco rispetto alla mole di gioco che abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato anche qualcosina di troppo, quindi diciamo che dobbiamo cercare di recuperare e dobbiamo mettercela tutta. Grazie Michele, in bocca al lupo per questo ritorno e buon ritorno a casa. Grazie. Eccoci qua dalla zona mista, ora con il CT Nicolini Massimo. Massimo, quest'oggi ci hai riservato una carta come Formicone Gianluca in panchina, insomma, dall'inizio, e diciamo che il primo tempo non è stato dei migliori per la Vigasio Villafranca, però poi ha avuto la meglio nel secondo tempo. Sì, purtroppo Gianluca veniva da un infortunio a una spalla un po' fuori uso, ha provato sia ieri sera che questa mattina e insomma abbiamo deciso così di preservarlo un po' poi dopo nelle coppie.
in realtà secondo me, soprattutto nelle terne, tutti i 6 giocatori hanno giocato veramente forte. Non era scontato nessun risultato, abbiamo girato 3-1 e tanta roba perché loro hanno giocato nelle terne veramente, veramente bene. Forse la miglior terna che ho visto ad oggi qua a Vigasio. Sì, no, questo te lo confermo anch'io, un livello molto alto. E ora preparerete il prossimo match contro la seconda in classifica, ci sarà di nuovo il derby veneto contro Giorgione Trevilese. Come imposterà insomma questa 12ª giornata? Beh, andiamo a fare una gran partita, insomma, vediamo, dai, adesso vediamo se Gianluca recupererà, poi insomma, però gli altri ci sono, abbiamo visto anche oggi Giacomo giocare benissimo, ha preso quella boccia, l'ultima che ci ha fatto vincere, è una gran boccia, vuol dire che ci siamo anche con chi attualmente gioca poco, siamo fiduciosi. Andiamo a Treviso, ce la giocheremo, sappiamo che non sarà facile assolutamente, però ce la giocheremo come sempre in tranquillità, in serenità. Massimo, una Vigasio Villafranca che anche in questa seconda giornata di ritorno è partita diciamo con il botto, siete campioni d'inverno, venite già da 2 vittorie anche la scorsa con TME 88, diciamo che è una stagione molto positiva per voi. Sì, siamo a un passo, diciamo, secondo me, che è il nostro primo obiettivo, che è quello di andare ai Final Four, e perciò intanto archiviamo questo primo obiettivo che era l'obiettivo minimo della società e poi adesso gradino per gradino proseguiamo per i nostri obiettivi, sappiamo quali sono e vedremo, insomma cerchiamo di mettercela sempre e vedremo poi cosa succede. Bene, grazie mille a Massimo Nicolini. Ringrazio voi pubblico che ci avete seguito quest'oggi. Che dire, per questa 11ª giornata è tutto, vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, buona serata. Bene, grazie.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.